Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Un arrestato, 42 indagati e 7.462 persone controllate, 18 le contravvenzioni elevate, 280 i veicoli controllati. E questo è il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia Ferroviaria su tutto il territorio regionale, con oltre 600 pattuglie nelle stazioni, a bordo treno e lungo le linee ferrate durante le festività natalizie e l'inizio del nuovo anno dal 19 dicembre al 15 gennaio scorso. Le operazioni di servizi straordinari di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, a bordo dei treni, negli scali di competenza e nelle aree esterne strettamente limitrofe hanno assicurato nella più assoluta sicurezza il regolare svolgimento degli spostamenti. Al dispositivo ha partecipato anche il personale della Protezione Civile regionale e comunale, che in perfetta sinergia con gli operatori di polizia ha fornito un fondamentale ausilio di controllo e gestione non solo dei viaggiatori in partenza e in arrivo, ma anche dei numerosi accessi e varchi presenti all'interno delle stazioni regionali controllate. Sono 33.471 le dosi di vaccino inoculare finora in Friuli Venezia Giulia sui 39.655 disponibili. Lo si evince dai metadati contenuti nel report vaccini anti-Covid-19 del Ministero della Salute e del Commissario straordinario Covid-19. Secondo report, dal 31 dicembre sono state 23.752 le dosi ricevute dagli operatori sanitari e sociosanitari e 9.719 dal personale non sanitario. Delle 33.471 dosi, 22.488 sono state somministrate a donne e 10.983 a uomini. La fascia d'età maggiormente coinvolta finora è quella che va dai 50 ai 59 anni, con 8.075 vaccini, seguita da quella compresa nel range che va dai 40 ai 49 anni, con 6.379. Le dosi inoculate agli over 70 ad oggi sono 4.639, mentre quelle per la fascia 60-69 anni ammontano a 4.613. Fino ad ora il Friuli Venezia Giulia ha inoculato l'84,4% delle dosi disponibili, percentuale di circa 10 punti percentuali superiori alla media nazionale, che si attesta al 74,6%. Da ieri il Friuli Venezia Giulia ha iniziato a somministrare i richiami. Governatore Federica, il mondo dello sport lancia un grido d'allarme, gli atleti vogliono tornare in palestra, le associazioni vogliono rifare sport. Qui a Pordenone si è dimostrato attraverso dei macchinari che la sicurezza ci può essere, tutto questo grazie a un contributo che la Regione ha riconosciuto loro. No, penso sia un investimento importante perché guarda in prospettiva, non è semplicemente affrontare il periodo pandemico di oggi, ma anche garantire maggiore salubrità all'interno degli impianti sportivi per il futuro. È chiaro che abbiamo di fronte ancora alcuni mesi dove la pandemia sicuramente sarà ancora molto persistente, il virus girerà ancora molto. Per questo io credo che tutto il mondo dello sport abbia diritto a due cose. La prima, quella per quelle attività che non possono riaprire, avere dei veri ristori. Non è accettabile, ho sentito un gestore di una palestra che ha preso da ottobre, che ha chiuso 1.500 euro, e questo è inaccettabile. Dall'altro lato penso che invece bisogna incominciare a distinguere quelle attività che non rappresentano un rischio contagio da quelle che invece purtroppo in questo momento, perché prevedono una forte aggregazione o comunque un contatto molto stretto tra persone, devono avere ancora un po' di pazienza, ribadisco, abbinata a dei ristori che devono esserci. Su questo anche la posizione che Regione Friuli Venezia Giulia ha tenuto col Governo in queste settimane, in questi mesi, perché penso sia una posizione di responsabilità dove bisogna tenere insieme il diritto fondamentale dei cittadini alla salute, quindi la lotta alla pandemia e quindi tutte le misure possibili di precauzione, dall'altro però dove pericoli non ce ne sono è inutile
possibile infierire su delle categorie già così tanto colpite. Quanto il piano vaccinale può riverberarsi positivamente anche nella ripresa delle attività sportive? Questo credo che sarà la chiave di volta. Se noi riusciamo ad andare a coprire nel più breve tempo possibile gli over 60, gli over 65, gli over 70 e le persone con patologie, noi di fatto andiamo a ridurre drasticamente la richiesta ospedaliera e quindi la pressione che oggi nei nostri presidi esiste ed è quella che ci allarma di più. Se riusciamo in questo obiettivo entro pochi mesi, sono convinto che riusciremo a riprendere, con tutte ovviamente le precauzioni del caso, però moltissime di quelle attività che oggi sono sospese. Assessore Gibelli, il mondo dello sport vuole tornare in palestra con tutte le precauzioni del caso, oggi abbiamo visto dei macchinari, ma forse nella fase delle visite mediche ci potrebbe essere un passaggio che può rendere più sicuro il ritorno in palestra, ci può spiegare come? Io credo di sì, perché mentre per quanto riguarda le scuole, i luoghi pubblici, eccetera, 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 e teniamo conto che anche buona parte dei nostri teatri sono luoghi pubblici perché gli edifici sono di proprietà pubblica banalmente. È molto difficile intervenire e dire io controllo l'afflusso perché voglio che il mio sia un ambiente sano, quindi chi è vaccinato entra, chi non è vaccinato non entra. Stiamo parlando di una cosa che proiettiamo in là di 3 o 4 mesi, ma comunque il problema ce l'avremo. Per le associazioni sportive è tutt'altro paio di maniche, perché loro hanno già comunque nel loro protocollo codificato che quando un giovane si iscrive per fare, giovane, un anziano, un adulto, chiunque, quando qualcuno si iscrive per fare un'attività sportiva deve presentare un certificato medico. Le associazioni sportive, altri tipi di aggregazione sportiva o parasportiva o di promozione sportiva no, ma le ASD. E c'è il medico sportivo che rilascia il certificato attestando che l'aspirante atleta, ma anche il dilettante, è comunque in grado di fare quel tipo di attività fisica. E io credo che nell'ambito di una pattuizione tra privati, perché la ASD è un soggetto privato, con colui che vuole o coloro che esercitano la potestà parentale di colui che vuole fare pratica sportiva, è un contratto tra privati, sostanzialmente un'iscrizione. Credo che banalmente basti aggiungere che il certificato medico deve essere integrato anche con l'attestazione di avvenuta vaccinazione. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.